Ho depositato un progetto di legge a sostegno delle giovani generazioni perché questa regione è una delle poche regioni in Italia che non ha una legge quadro finanziata con una dotazione economica necessaria a sostegno dei giovani. E tra l'altro siamo una regione che, al di là delle narrazioni che magari possono essere fatte nei libri del presidente Zaia, abbiamo dei dati che ci dimostrano che i giovani qui non stanno bene. Alcuni esempi: 55.000 giovani che sono emigrati dal 2011 al 2021, c'è un'emorragia di giovani che vanno fuori da questa regione, oppure i giovani che non riescono ad accedere ad una casa. Abbiamo visto le proteste degli studenti in tenda di fronte all'università, ma non solo, e quindi in questo progetto di legge prevediamo di destinare almeno il 7% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai giovani all'interno delle graduatorie. Ci sono delle proposte interessanti, io credo, per un tema fondamentale che in questa regione spesso non viene preso in considerazione, che è la parità salariale delle donne, in particolare giovani. Citavo prima un dato: abbiamo il 42% delle giovani donne che hanno un part-time anche involontario, hanno dei contratti precari, mentre per i giovani maschi questo è solo il 28%. Abbiamo degli interventi a sostegno della cultura per i giovani. In questa regione sappiamo che il finanziamento della cultura è bassissimo, parliamo di 3,5 € ad abitante. Io invece penso che per i giovani la cultura sia un motore di emancipazione e anche di attivazione, quindi prevediamo un capitolo specifico dove possono essere finanziati direttamente quei giovani, anche all'interno di gruppi informali, che vogliono prendersi cura e carico di alcuni beni immobili all'interno dei propri comuni per attivare nuove attività di impresa giovanile, culturale o associazioni che si occupino dei giovani. È una proposta che nasce dal percorso della scuola di mobilitazione politica, ma che poi ha visto il confronto anche con diversi amministratori che poi sui territori si occupano di politiche giovanili e vivono le difficoltà che l'attuale non legislazione provoca nell'attenzione e nella centralità dei giovani della nostra regione. Quindi una proposta che è scritta ed è patrimonio di tanti e tante, e quindi una proposta che per la prima volta forse credo mette al centro i giovani e ne dà una visione a 360 gradi, guardando tutte le diverse esigenze, non solo l'ambito formativo lavorativo come spesso ci si rivolge alle ragazze e ragazzi. Una delle cose fondamentali è l'istituzione di questa consulta che coinvolgerà gli assessori competenti e avrà il compito di dialogare, di consultare tutte quelle che sono delle istituzioni e dei rappresentanti della società civile in generale, degli enti che hanno a che fare con il mondo dei giovani, e quindi permetterà anche lo scambio di buone prassi tra tutti i territori del Veneto, e soprattutto avrà il compito di elaborare il piano triennale delle azioni e di poi decidere come destinare i fondi anche ai vari soggetti attuatori, tra cui ricordiamo in primis i comuni e gli enti locali. Molto spesso facciamo fatica a comunicare cosa stiamo facendo per i giovani e li informiamo in qualche modo a cose fatte. Credo che invece i giovani si aspettino di essere consultati prima che le cose vengano fatte e che poi si aspettino anche di essere ascoltati nel poter dare dei giudizi rispetto a quello che viene messo in campo.